Se uno non vuole che ti te dopri la tua lingua, è perché vuoi che te stai muto, che non ti adoperi, che non te parli, che non te esprimi, perché la tua lingua non conta da niente. E se la tua lingua non conta da niente, per sta persona qua, i tuoi pensieri non contano da niente, la tua espressione non conta da niente, è meglio che ti stai muto. Ricordiamoci quando che parliamo della nostra lingua veneta, perché è forse uno dei principali pensieri che per orgoglio e per autocoscienza degli altri che abbiamo da fare. Se la mia lingua la zesta qua, a cosa devo parlarla? Perché questa è la mia lingua. Posso imparare delle altre, ma alla fine l'intensuo primario del mio pensiero è passa per la mia lingua. E se ti non te vuoi mia che mi dopra la mia lingua, è perché te vuoi che stai muto. E se te vuoi che stai muto, mi dispiace per te, ma mi parlerò.